Il trasporto pubblico motorizzato a Venezia fa il suo esordio nel 1873, ma è nei primi anni del Novecento, grazie all'ACNI, azienda comunale di navigazione interna, poi ACNIL, azienda di navigazione interna lagunare, ed in seguito da ACTV, azienda consorzio dei trasporti veneziani, che questo tipo di spostamento diventa d'appannaggio di tutti i veneziani che lo preferiscono al servizio di traghetto in gondola che per secoli era stato unico. Senza dubbio questo è, sia per caratteristiche che per frequenza, un servizio di trasporto pubblico unico al mondo, così come è unica la città che serve. La linea 1 è senz'altro la più popolare, perché trasporta i passeggeri lungo il Canal Grande, ma anche perché offre un servizio di traghetto tra le due sponde, proprio come anticamente facevano le cosiddette gondole da parada, un servizio di cui si può godere ancora oggi, anche se in numero minore rispetto al passato. Questo zig-zag dà modo e crea un afflusso e deflusso costante di passeggeri che vi salgono a bordo anche per una sola fermata. Ai visitatori invece piace godere dei ritmi diversi a cui sono abituati e avere un panorama privilegiato lungo quella che Lord Byron definì la strada più bella al mondo. Che cos'è Next Stop? È una serie di 20 episodi, tanti quante sono le fermate, che fornisce un accompagnamento curioso lungo il Canal Grande. Può essere un valido cicerone se si è a bordo del vaporetto, ma può essere goduto anche stando comodamente a casa. Gli episodi, della durata di un paio di minuti all'incirca quanto una tratta, alla fine si concateneranno fra loro fino a formare un percorso completo da Piazzale Roma al Lido. Potrete cominciare da qualsiasi fermata in direzione Lido e nel caso decidiate di scendere o approfondire, vi verranno anche forniti suggerimenti riguardo cosa scoprire nelle vicinanze. Non mi resta che augurarvi buon divertimento!